Rivas. Buongiorno Italia, oggi risponderò alla richiesta che mi è stata fatta negli anni da molti tu, ossia di far vedere come monto io i video. Io avevo anche iniziato a fare il video dove spiegavo, no, come utilizzavo il Filmora eccetera eccetera, però dopo ho visto che sarebbe stato esageratamente lungo e non avrebbe spiegato bene le cose. Quindi per cui io ora ho deciso di fare una serie di video tutorial sull'utilizzo di Filmora. Attenzione, queste video guide secondo me non sono utili solo a chi ha un vlog, un canale YouTube, ma possono essere utili a qualsiasi persona, soprattutto i viaggiatori, no? Che si fanno i video quando vanno in giro a visitare i posti, per far sì che si portino a casa un bel ricordino da vedersi nella televisione, nel DVD, insomma bello montato con la musichetta, i tagli e tutto quanto, no? Quindi procediamo. Allora, in questa prima puntata faremo una panoramica generale del programma e prima di iniziare io però ti dirò, visto che mi è stato chiesto un sacco di volte, il perché utilizzo Filmora 9. Allora, Filmora 9, secondo il mio modestissimo parere, non è assolutamente uno dei migliori programmi di editing video che ci siano in circolazione, però sto Filmora 9 diciamo che ha tantissime cose già fatte ed editabili e anche insomma un'interfaccia grafica estremamente semplice ed essenziale che ti consente di fare tanto con il minimo dispendio di tempo. Io ho provato più volte anche Premiere piuttosto che altri programmi di editing video più professionali. Chiaramente poi ne risentirà addirittura anche la qualità video e audio, no? dei tuoi video utilizzando dei programmi migliori, più professionali, però ragazzo il tempo che devi starci dietro è veramente esagerato. Quindi se anche tu come me lavori con tantissime clip, devi fare tanti effetti, tante scritte eccetera, non ce la faresti mai ad utilizzare un programma più professionale di Filmora. Quindi per cui andiamo intanto a vedere com'è strutturato sto Filmora. Allora, il Filmora che io sto utilizzando al momento è la versione 9.3.0.23. Come puoi vedere, questa è l'interfaccia del Filmora. Partiamo con ordine dall'inizio. Qui in alto a sinistra hai l'elenco delle cartelle dove mettere tutti i tuoi files. Ci sono delle cartelle predefinite tipo My Album, piuttosto che i colori di esempio, video di esempio eccetera. Puoi anche creartene di nuove come ho fatto io. Basta andare in questa iconcina della cartella col simbolo più e cliccare, la chiamiamo, non so, cartella. Così io ho fatto ad esempio per i video della Sony e i video della GoPro. Appena più a destra hai l'area dei contenuti, ossia dove tu inserisci i file all'interno delle cartelle. Ad esempio, se andiamo a vedere su suoni, io ho 272 suoni che mi sono scaricato da internet. Vedi, eccoli qua, li ho rinominati tutti con un nome in italiano. Ad esempio questo, applauso in chiesa, tasto destro, rinomina, hai capito? Quindi puoi mettergli il nome che vuoi, doppio clic per ascoltartelo, eccolo qua, stop. Cosa succede? Con centinaia di suoni tu dici ok, devo tirar fuori il suono che avevo chiamato applauso in chiesa o applauso. Vedi qua in alto c'è ricerca, io scrivo appla e mi vengono fuori, vedi, tutti i file audio che hanno in mezzo la parola appla, che sarebbe la parte di applausi, ok? Così facendo ho sempre tutto sott'occhio. Ancora più a destra, come hai potuto vedere, c'è l'area di anteprima che vale sia per le fotografie che per i file audio, che per gli effetti, che per i video, con i suoi pulsantini play, pausa, avanza di un scattino, stop eccetera eccetera, e anche qui la sua timeline per mandare avanti e indietro. Sotto invece abbiamo la timeline vera e propria. Cos'è la timeline? La timeline è praticamente il nostro video. Vedi qui c'è una linea temporale, ti dice che ad esempio qua alla fine arrivi a 2 ore e 42 di tempo di video. La puoi ingrandire e rimpicciolire per zoomare meglio, essere più precisi, semplicemente appoggiandoci il mouse sopra, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e spostandoti a destra, vedi, o a sinistra, vedi che rimpicciolisci e ingrandisci le cose. Prima di iniziare a fare qualsiasi cosa sul tuo video è importante definire le impostazioni del progetto. Cosa sono? Allora guarda, vieni con me, andiamo su File,
impostazioni del progetto. Qui abbiamo le proporzioni, quindi del video che verrà fuori alla fine, 16 noni. Io utilizzo questo per i video di YouTube. Risoluzione, io utilizzo esportare a 1920 x 1080, che è il Full HD, anche se registro in 4K. Registro volutamente in 4K per incamerare più dettagli. Poi giustamente il software ricomprime a 1080, però ricomprime con maggiori dettagli, quindi è diversa la compressione, capisci? Un file che nasce da 1080 e viene compresso in 1080 è meno dettagliato di un file che nasce in 4K e viene esportato in 1080. Ci sono varie teorie a riguardo che dicono è verissimo, è falsissimo. Semplicemente prova, magari prova con un albero pieno di foglie e là la vedi la differenza. È semplice, prova, no? Come nella vita, la cosa migliore è sempre provare. Vedi, qua ti specifica anche la risoluzione che hai scelto dal menu a tendina e puoi anche cambiarla, addirittura cliccando il lucchetto per mantenere le proporzioni. In questo caso io lascio il 1920 x 1080. La frequenza dei fotogrammi è un'altra cosa tanto importante quanto soggettiva. Per i miei tipi di video, dopo aver fatto vari esperimenti, io ho deciso di registrare a 30 fotogrammi al secondo. Andando poi a studiare meglio la mia fotocamera, che è la Sony A6004 e la GoPro 8, ho scoperto che in realtà non sono proprio 30, sono 29,97. Quindi dal menu a tendina che vedi qua ho selezionato 29,97. Anche qua ci sono diverse correnti di pensiero, per carità tutte corrette, dato che io ti ho detto è una scelta assolutamente soggettiva. È vero che quando registri con più fotogrammi è come in fotografia, quando l'otturatore è più veloce incameri meno luce, questo è vero. È anche vero che più l'otturatore è veloce e più le immagini sono nitide. È altrettanto vero che parlando di un video, più fotogrammi hai, più il video risulta fluido, ok? Cosa sono i fotogrammi? Praticamente loro si chiamano FPS, frame per second, fotogrammi per secondo. Un secondo di video, nel mio caso, è composto da 29,97 fotografie che si susseguono. È chiaro che vedere un video con 10 fotografie al secondo che si susseguono e un video con 30 fotografie al secondo che si susseguono, c'è una differenza di linearità, hai capito? È chiaro. Tutti utilizzano il 25 fotogrammi al secondo, questo per fartelo sapere. Molti utilizzano il 24 per dare l'effetto cinematografico, c'è poi chi registra a 30, a 50 o a 60 fotogrammi, dipende dalle situazioni. Io comunque ripeto, per le mie riprese a mano libera, veloci, dinamiche, eccetera eccetera, ho visto che il 30 è la soluzione migliore. Ciò comporta certo degli svantaggi. Allora, il primo, per carità, comunque da 25 a 30 c'è una bella percentuale di fotogrammi in più, quindi capirai che i video ti vengono più scuri. Per avere i video alla stessa parità di luminosità devi agire sugli ISO. Tu sai che però purtroppo quando alzi gli ISO, quando alzi troppo gli ISO, vai a creare dei disturbi nel video, ossia delle parti non dettagliate o con i colori un po' sfalsati, diciamo, hai capito, con questi disturbi di colore. Che ti devo dire? A me va bene così. Un altro contro purtroppo di questa scelta di registrare a 30 fotogrammi al secondo è che per farlo devi impostare la GoPro o la macchina fotografica nel formato NTSC. Sostanzialmente in questo formato, oltre al numero di fotogrammi, c'è anche un cambio di hertz. Nel formato PAL, che è questo nostro europeo, utilizzi i 50 Hz. Nel formato americano, diciamo, utilizzi i 60 Hz. Cosa succede? Quando tu riprendi certe illuminazioni, certi lampioni, certi neon, eccetera eccetera, vedrai un bel effetto sfarfallato. Purtroppo ti dico, vabbè, è una cosa che io ho accettato. Io ho fatto varie volte i salti da 30 a 25, quindi da formato NTSC a PAL, e niente, ripeto, per i miei tipi di video resto sul 30 fotogrammi, quindi sul formato NTSC. Premesso tutto questo, andiamo a vedere gli altri aspetti, le altre parti principali, perché poi i dettagli li vedremo nelle prossime puntate. Allora, noi qua in alto abbiamo la sezione audio. Attenzione che il nome un po' inganna, perché andiamo ad aprirlo, vedi, nell'audio in realtà trovi la musica, ok? Troverai delle canzoni già preinstallate da Filmora, in teoria segnate come royalty free, ossia non coperte dai diritti d'autore, ossia
liberamente pubblicabili e monetizzabili, in realtà poi ho visto non è così. Puoi aggiungerti comunque anche la tua musica, guarda qua c'è la cartellina, la mia musica, io ne ho 207 di canzoni, le vado sempre a cercare, le trovo su Google, scrivi musica royalty free, insomma, e là vai in questi siti, ti ascolti l'anteprima, se ti piace te la scarichi, gli dai un titolo bene o male che ti aiuta a ricordarla, tipo io antepongo a tutte le canzoni, vedi, ambientazione, bambini, cantate, country, dance, eccetera eccetera eccetera, e dopo basta, te le trovi, te le filtri, guarda qua la ricerca, voglio mettere solo cantate, cantate, e mi vedo solo le cantate, vedi? Se vogliamo, questo può essere utile per gli youtuber, se vogliamo parlare di monetizzazione, sai che certe canzoni possono essere royalty free, poi ti vengono contestate dagli autori e si prendono loro i guadagni. Per ovviare a tutto ciò basta che tu in descrizione scrivi music credit 2 punti e metti l'artista e il titolo della canzone e sei a posto. Andiamo avanti con i titoli. Allora, i titoli altro non sono che quegli effetti di testo, tipo questo qua, vedi, ecco qua, dove tu poi, una volta trascinato nella timeline, puoi cambiare, ma questo magari lo vedremo dopo. Per ogni area, se vuoi un po' di ordine, organizzarti meglio, tu puoi appoggiare il mouse, vedi, e si trasforma in questa doppia freccetta nel bordo. Tieni premuto il pulsante sinistra e vedi, te la puoi allargare e stringere a piacimento, tipo io faccio così, ecco qua, così ho una colonna in più degli effetti, e posso anche alzare o abbassare la timeline, vedi, in base al mio tipo di utilizzo, in base al numero di cose che ci metto e via discorrendo. Potrai notare che io ho molti effetti sia su titoli, transizioni, eccetera eccetera, questo perché Filmora mette a disposizione, certi a pagamento, certi gratuiti, dei pacchetti extra di effetti, quindi li trovi nel sito, in giro, insomma. Per ogni categoria, che siano i titoli, che siano le transizioni, che siano gli effetti, eccetera, tu troverai la cartella favoriti. Ad esempio, io qua ho 1634 titoli, testi, capirai che è difficile trovare quelli che uso più spesso e quelli più belli. Quindi, se io ad esempio decido che questo qui, questo action pack qua, mi piace, lo voglio utilizzare, faccio tasto destro, aggiungi ai preferiti. Aggiungendolo ai preferiti me lo ritroverò qua in mezzo ai miei 95 che mi sono scelto. Andiamo avanti con le transizioni, stiamo sempre facendo una panoramica veloce del Filmora, te lo ricordo. Anche qui hai tutte le categorie delle transizioni e anche qui sempre i favoriti. Cosa sono le transizioni? Sono quegli effetti che tu puoi mettere per passare da una clip all'altra. Andiamo poi su effetti hai i filtri, così come delle sovrapposizioni da mettere, tipo l'effetto pellicola invecchiata, hai capito? Oppure le sovrapposizioni, guarda, possono essere proprio degli effetti di colore che tu poi puoi anche regolare, ma questo lo vedremo più avanti. Successivamente gli elementi, che altro non sono, vedi, che degli effetti animati, ok, delle sorte di GIF in qualche modo, se vogliamo, da aggiungere ai tuoi video. E infine lo schermo diviso, sostanzialmente è una divisione dello schermo dove tu puoi mettere magari un'immagine da una parte e l'immagine tua che parli dall'altra, oppure anche fare andare, guarda, 1 2 3 4 5 6 video contemporaneamente. Bene Italia, questa prima parte è conclusa, ci vedremo nella prossima puntata con la timeline e il taglio delle clip. Eccolo. Oh, baby, understand.